Gloria a Dio. Bene, abbiamo testimoniato tutti, no? Quasi, gloria a Dio. Alleluia, certamente Dio è fedele. Vogliamo aprire la Bibbia. Leggiamo in Giovanni, capitolo 16. Giovanni, capitolo 16, l'ultimo verso. Giovanni capitolo 16, versetto 33. Grazie a Dio. Alleluia, ci alziamo in piedi per onorare la sua parola. La parola di Dio dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria al Signore. Quanta sicurezza mi danno queste parole. E voglio ringraziare il Signore per la sua parola, per tutto ciò che Egli ci ha detto. Il Signore ci ha detto delle cose per uno scopo. E proprio in questo verso dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. La sua parola vuole portare al nostro cuore la pace di cui abbiamo bisogno. Quella pace che nel mondo non possiamo mai trovare. Sapete cosa possiamo trovare nel mondo? Quello che ci ha detto Gesù. Nel mondo avrete tribolazione. Gli anni passati hanno confermato questa parola. E il 2023 io credo lo confermerà ancora. Non posso dirvi che non avremo tribolazione nel 2023, ma posso dirvi che assieme alle tribolazioni avremo anche le benedizioni di Dio. Amen. Il Signore saprà sempre come liberarci, lo farà. Amen? Nel mondo avrete tribolazione, ma grazie a Dio per questo ma. C'è una verità. Sì, nel mondo avrete tribolazione, ma non è finito. C'è speranza. Fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Amen. Proprio in questo mondo dove noi troviamo tribolazione, e troviamo anche la vittoria di Cristo. Alleluia. È stato ogni credente trovarla, perché c'è. Amen? Amen. Quindi questo significa che non dobbiamo disperarci, non dobbiamo tirarci i capelli, piangere fino allo sfinimento. Non dobbiamo piangere, piangiamo di gioia. Amen. E dobbiamo piangere, perché il Signore è buono. Amen. Il Signore è con noi. Alleluia, gloria al Signore. Questa mattina ho letto anche un altro passo in Matteo, capitolo 28, dal versetto 16 al verso 20, dove il Signore promette sempre la sua presenza. Proprio l'ultimo verso, Matteo conclude con queste bellissime parole di Gesù: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen? Questo significa che Dio è con noi oggi. Fratello, è semplice, siamo in chiesa, è facile. E ti dico, sarà con te anche domani. E dopodomani. E il 4, il 5, il 6 e così. Ogni giorno, man mano che passa il mese, scopriamo che insieme ai mesi passano anche gli anni. C'è un canto che dice: passano gli anni e io mi accorgo che tu sei fedele, Signore. Amen. Gli anni passano, gloria a Dio. Anche noi passeremo, ma saremo sempre con il Signore un giorno.
Amen. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo affrontare questo anno con fiducia. Amen. Dice un canto, nulla so del mio domani. È vero che sapete questo canto? Nulla ancora comprende il cuore, ma io so che pur domani mi terrà per mano Gesù. Alleluia, Gesù. Anche domani mi terrà per mano Gesù. Alleluia. Alleluia. Certamente forse nel concetto del credente, nella forma mentis no, del credente, c'è l'idea sbagliata che nulla potrà mai accadere nella nostra vita che possa stravolgerla. Non è scritto da nessuna parte. Lo abbiamo appena letto: nel mondo avrete tribolazione. Viviamo in questo mondo? Ci viviamo? Eh sì. Sappiamo di non appartenere in questo mondo, ma ci viviamo. E anche in questo mondo noi avremo le nostre tribolazioni. È sempre stato il credente tribolato. È stato tribolato Gesù? Figuriamoci se noi credenti non siamo tribolati. Ma Gesù ha vinto per noi. Amen. Sulla croce Gesù ha vinto per me e per te. Quindi quando ti si pone davanti un problema che sembra insormontabile, abbi fiducia nel Signore e ricorda la vittoria di Gesù. Ricordalo a te stesso: Gesù, tu hai vinto. Amen. Questo problema io lo supererò, Signore. Alleluia. Non perché confido nei miei mezzi, ma perché tu hai vinto il mondo. Amen. E questo problema fa parte di questo mondo. Alleluia. Alleluia. Amen? Amen. Quindi io supererò ogni problema, supererò ogni ostacolo, perché Gesù ha vinto. Alleluia. Gloria al Signore. Un altro verso molto incoraggiante che troviamo in Matteo, sempre al capitolo 28, versetto 18, è questo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Amen. È incoraggiante. Questo significa che Lui può ogni cosa. Amen. Se ogni potere gli è stato dato dal Padre, gloria a Dio, vuol dire che dobbiamo affidarci a Lui. Alleluia. Che nulla sembra già in partenza sconfiggerci, no. Prima vediamo cosa dice il Signore. E il Signore non permetterà mai che un suo figliuolo che confida in Lui possa gustare la sconfitta. Amen, ci crediamo? Gloria a Dio. Per questo siamo qui, perché possiamo affermarlo con assoluta certezza. Dio è fedele. Alleluia. Leggevo anche questa missione affidata ai discepoli proprio questa mattina, e quando ho letto che non erano più 12, erano 11. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. Ne aveva chiamati 12. Si trovavano in 11. Questo mi fa capire che dobbiamo guardare solo al Signore. Amen. Il Signore li chiama. Amen. E la Scrittura ci dice che molti sono i chiamati, ma ci mette di fronte ad un'altra realtà. Molti chiamati, ma pochi gli eletti. Vuol dire che non esistono esempi umani perfetti. Oh Gesù. L'unico esempio che ci è stato dato è Gesù. Noi parliamo sempre di Gesù. Dobbiamo parlare sempre di Gesù. Dobbiamo vedere il suo esempio di vita, la sua predicazione, quello che egli ha compiuto, ha fatto, la sua obbedienza, il suo servizio. Amen? È lui il servo di cui Dio si è compiaciuto, il servo perfetto. È lui il figlio di cui il Padre si è compiaciuto, il figlio perfetto. Amen? Gloria al Signore. Dobbiamo guardare al Signore. Alleluia, anche in quest'anno nuovo.
Guardiamo a Gesù Amen. e ci ameremo tutti. Amen. È d'accordo? Amen. Se guardiamo a Gesù, ci ameremo tutti. Se guardiamo i difetti di ognuno, avremo da che dire. Ma se guardiamo a Gesù, so che l'amore supera ogni difetto, copre ogni errore. È vero? Guardiamo il Signore. Alleluia. L'ultima apparizione di Gesù ai suoi discepoli. Apparizione fisica. Quando l'hanno visto, Gesù li aveva convocati in un monte che lui aveva designato. Sceglie per noi il posto dove dobbiamo stare insieme per radunarci. E Dio ha scelto questo locale. A me? Così come stamattina dicevo, il Signore ha scelto questo locale dove siamo. È vero, Signore benedici individualmente, ma non possiamo essere credenti solitari. Non esistono credenti solitari. I credenti stanno insieme ad altri credenti. Come? Perché sono la Chiesa. Il credente non può pensare di vivere solitario. Il buon pastore cerca le pecore per farle stare insieme. O no? È chiaro che in modo individuale poi abbiamo ognuno la nostra vita, la nostra casa, dobbiamo fare il nostro servizio personale al Signore, ma c'è una benedizione particolare quando si sta assieme. Quanto è bello e quanto è caro è scritto che i figli di Dio dimorino insieme. Da sempre a Dio è piaciuto radunare il suo popolo. È vero, ha chiamato degli uomini in modo particolare, dei profeti, ma da quando ha formato il suo popolo, il Signore è piaciuto sempre radunare il suo popolo. Dio dava la sua parola al profeta, il profeta radunava il popolo di Dio. Si suonava la tromba. Tutti capivano, il Signore ci sta chiamando, c'è una parola per noi, andiamo. Mosè ci deve parlare. È vero? Dobbiamo sentire sempre questo avviso nel nostro cuore. Il Signore mi deve parlare. Andrò in chiesa questa mattina, questa sera. Gloria a Dio. Il Signore avrà qualcosa da dirmi. Ed è sempre così, il Signore ha sempre qualcosa da dirti. Ad alcuni dice una cosa, con un'altra, ma tutti abbiamo bisogno di una parola. Amen. Perché l'uomo non vive solo di pane, ma vive anche di ogni parola che viene dalla bocca del Signore. La sua parola ci porta vita. Vogliamo dire, Signore, facci vivere per te, Signore. Non solo materialmente, ma soprattutto spiritualmente. Amen? Alleluia. Da questo mandato, andate, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come dire, io ho iniziato, adesso voi dovete continuare. E ancora oggi stiamo continuando, vero? Quest'opera di parlare di Dio, di annunciare la salvezza in Cristo Gesù, di battezzare, ancora oggi, grazie a Dio, si battezza. Dobbiamo pregare, Signore, in questo 2023 possiamo vedere battesimi, sia in acqua che anche nello Spirito Santo. Amen. Alleluia. E insegnando, andate, annunciate, battezzate, chi accetta va, dovete insegnare, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Insegniamo la parola di Dio. Ascoltiamo la parola di Dio. Tutto quello che Lui ci ha insegnato è nella Sua parola. Alleluia. E da questa vogliamo attingere, da questa parola, senza aggiungere e senza togliere. Amen? E nel fare questo, ecco l'incoraggiamento più prezioso, non sarete mai soli. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
voi lavorerete, farete questo per me, annuncerete la mia parola e io sarò con voi. Perché sarà Lui a toccare i cuori, vero? A convincere di peccato, di giustizia, di giudizio. A convincere il peccatore che ha bisogno della salvezza. Quest'opera è un'opera che noi non possiamo fare. Il nostro compito è annunciare la parola di Dio. Il Signore ha il compito più gravoso, salvare. Noi non possiamo salvare, ma possiamo essere fedeli testimoni del Vangelo. Alleluia. E in questo 2023 dobbiamo prendere ancora una volta questo impegno. Fammi essere fedele testimone del tuo Vangelo, Signore. Quel Vangelo che ancora oggi è potenza ed è salvezza per chiunque crede. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Dobbiamo ringraziare il Signore. Io ho concluso, ho finito, ma vorrei che trascorressimo del tempo ancora in preghiera. Dobbiamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.